tempo di giovedì nella Pedemontana preoccupano le piogge previste tra domani e lunedì. Precipitazioni intense nelle zone già colpite potrebbero aggravare la situazione. Maltempo, danni ingenti al Molinetto della Croda di Refrontolo. Nelle immagini della videosorveglianza si vedono alcuni curiosi che hanno scavalcato la recinzione per scattarsi un selfie sfidando la furia del torrente. Spettacolare incidente stamane nel quartiere di Sant'Angelo, miracolato il conducente che ha riportato solo lievi ferite, e in giornata altri 2 incidenti a Montebelluna e nel capoluogo. I 700 a Villa Margherita per l'avvio della campagna per la presidenza della regione del candidato del centro-sinistra Manildo. Per l'Azzurro Tosi oggi a Pedavena, il centro-destra deciderà solo a settembre. Lavoratori e fisco, l'ultima indagine della CGA analizza il rapporto con le tasse di dipendenti e partite IVA. Nuovo regolamento per il mercato al vaglio del prossimo Consiglio Comunale, via le bancarelle dell'usato e obbligo di ordine e decoro, ma gli ambulanti si dividono. Dalle comunità cristiane di Treviso un rosario per la pace, quello organizzato per domani sera alle 21 dagli uffici diocesani. Domani il 32esimo raduno della Trevisani nel mondo, dalle 10:30 in diretta su Antenna 3, la messa celebrata sulla piana del Cansiglio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Il bilancio dei danni del maltempo ancora in primo piano, con la nuova allerta meteo prevista tra domani sera e lunedì. Preoccupano particolarmente le frane, ma c'è un altro aspetto che sta destando particolare preoccupazione, quello per quanto si è verificato giovedì a Refrontolo, al Molinetto della Croda. I danni sono ingenti e dalle immagini del sistema delle telecamere di videosorveglianza l'amministrazione comunale ha scoperto che alcuni curiosi, ignorando i divieti, hanno scavalcato la recinzione per scattarsi un selfie sfidando la furia del torrente Lierza e rischiando la vita. Purtroppo con ordinanza attiva, con i divieti, con l'area recintata, ancora la gente scavalca le recinzioni, va dentro per curiosare, per farsi selfie, per fare i video che poi pubblicano. Ecco, sono stupidaggini che però possono costare care. Senta. Nonostante la strada fosse stata subito chiusa e l'area interdetta con semaforo rosso e allarme sonoro, al Molinetto della Croda di Refrontolo non sono mancati i curiosi che hanno scavalcato per andare a vedere la furia del torrente Lierza. Li hanno visti con le telecamere di videosorveglianza e sono immagini inaccettabili per una comunità che ancora fa i conti con il trauma di quanto accaduto il 2 agosto di 11 anni fa alla festa degli Omi, 4 morti e 8 feriti travolti dall'acqua. Dopo quella tragedia è stato installato un sistema di allerta scattato al livello massimo, quello blu, giovedì pomeriggio, livello mai raggiunto dopo il dramma del 2014. Tanta paura, fortunatamente il sistema che è stato messo in piedi fin da poco dopo 2014 sta funzionando. È un sistema che ci avvisa per vari step delle criticità che si sviluppano man mano nell'area, soprattutto nell'area sopra il Molinetto della Croda. Questa volta che la situazione è stata peggiore rispetto alle ultime, ha dato per la prima volta un allarme blu, che è l'allarme quello peggiore, diciamo, però è funzionato il tutto, sono partiti i semafori, la strada è stata bloccata. Ora a Refrontolo i volontari stanno lavorando a ripulire, poi per i lavori più grossi interverrà il comune. I danni sono ingenti, l'acqua si è ritirata lasciando cumuli di sabbia, ghiaia, fango e legname. La furia del torrente ha divelto parte della recinzione, spazzato via gli arredi esterni, ma detriti e acqua, circa mezzo metro, sono entrati anche nel molino. Bloccata la ruota e la macina, da buttare i frigoriferi. Si pulisce, si asciuga per cercare di tornare a riaprire il prima possibile. Io non so stimare esattamente i lavori, ma credo che in un paio di settimane si possano fare. Credo la difficoltà sarà trovare un'impresa disponibile da subito a fare questi lavori, però da lunedì ci metteremo alla ricerca e anche noi abbiamo voglia di aprire e tornare alla normalità il più presto. E dopo la tromba d'aria di giovedì, Pianzano si rialza. Dopo un super lavoro durato oltre 48 ore, i volontari sono riusciti a salvare la storica sagra di San Lorenzo. La furia del vento si era accanita contro il capannone della festa, che doveva iniziare proprio questa sera, radendolo al suolo. La tensostruttura, che si trova nell'area degli Alpini, è stata sostituita in tempi record. Si parte quindi domani sera dalle 18:30 con aperitivo e stand gastronomico, e così fino
al 10 agosto tra specialità e musica. Sono circa 150 i volontari che fanno parte della macchina organizzativa. È stata una corsa contro il tempo, ma ce l'abbiamo fatta, ammette con soddisfazione Diego Fadel, vicepresidente del Comitato Festeggiamenti, che ringrazia i tanti volontari e le aziende che hanno dato una mano, in particolare il gruppo Alpini di Pianzano e l'associazione Noi per Pianzano. Dicevamo poi della questione delle frane, vi mostreremo tra pochissimo il servizio che ha realizzato il nostro Lucio Zanato, ma intanto andiamo avanti con la cronaca, perché questa mattina c'è stato un incidente spettacolare a Treviso, nel quartiere di Sant'Angelo. Miracolato il conducente, che ha riportato solo lievi ferite. L'auto che sbanda si ribalta e finisce contro un albero abbattendolo. Poteva avere conseguenze ben più gravi. L'incidente verificatosi alle 8:45 in via Sant'Angelo a Treviso. Il conducente, un 31enne residente a Canizzano, è rimasto intrappolato nell'abitacolo della vettura. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Una volta estratto dall'auto, il giovane è stato affidato ai sanitari del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale di Treviso. Fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. In via Sant'Angelo è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi dell'incidente e per regolare la viabilità fino a quando la carreggiata non è stata messa in sicurezza. E oggi i vigili del fuoco sono intervenuti anche sulla Schiavonesca Priula, nel comune di Montebelluna, per un altro incidente stradale, quello che ha visto coinvolte 2 vetture. 3 persone sono rimaste ferite, 2 uomini e una donna, che sono stati estratti dalle auto e affidati alle cure del personale sanitario. Tutti sono stati portati all'ospedale di Montebelluna, sul posto anche la polizia locale per i rilievi. E ieri sera, per la prevenzione degli incidenti stradali e dei reati in genere, i carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Crocetta del Montello, Caerano e Pederobba. Diverse le violazioni riscontrate, ritirata la patente ad un 33enne di Sernaglia, che è stato trovato in possesso di 2 coltelli e modiche quantità di droga, mentre 2 automobilisti di 39 e 51 anni sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Ed ora la politica. Giovanni Manildo, nella sua Treviso, lancia i temi della campagna elettorale che lo vedono candidato per il centro-sinistra alla presidenza della Regione Veneto. Ci sono un sacco di persone che mi chiamano e mi dicono delle cose che vorrebbero per il Veneto, da chi ha preoccupazioni per la nonna, per gli anziani, chi ha preoccupazioni per l'azienda, chi ha preoccupazioni per il lavoro. Ecco, è un'empatia che cresce anche in modo concreto e costruttivo, non è solo un appoggio a un'avventura, ma è anche la voglia di partecipare alla costruzione di un programma e di un dialogo. Un entusiasmo palpabile, quello intorno al candidato Giovanni Manildo, che ha aperto la campagna trevigiana al Parco degli Alberi Parlanti di Villa Margherita, davanti ad oltre 700 persone, molte delle quali giovani, che lo aiuteranno nella rincorsa al posto di presidente della Regione Veneto, quella del dopo Zaia. Al centro dello slogan Creare futuro ci sono sanità, lavoro, giovani, scuola, impresa, ma anche tutela dell'ambiente e del territorio, temi con i quali è discusso anche con la segretaria nazionale del PD Elly Schlein a Marcon. Una ragazza che veramente ti fa sentire una di noi, temi molto concreti, sul Veneto molto centrata. Abbiamo avuto un dialogo in questi giorni molto propositivo, abbiamo parlato di diritto alla salute universale, di mobilità, di trasporti, di una necessità di una politica industriale vera, di cercare di affrontare in modo costruttivo il costo dell'energia. Abbiamo parlato di dazi. Insomma, non è stato soltanto emozione ed empatia, è stata anche un bel dialogo costruttivo su un programma che sono certo possa fare il Veneto migliore. Sul palco con lui Tommaso e Matilde, 2 studenti universitari, ad aprire i discorsi, e poi la chiusura con la canzone di Vecchioni, Sogna ragazzo, sogna, perché mai come questa volta potrebbe essere la volta buona. Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo... Una coalizione compatta, quella che questa mattina a Villa Margherita era presente. Vediamo.
Tantissimo entusiasmo, noi siamo molto carichi e pensiamo che questa per noi sia la volta buona, perché i temi che lui ha trattato, dai giovani alla casa all'ambiente, sono temi che i veneti vogliono sentire e non certo le beghe di politica del centrodestra con Zaia candidato sì o candidato no. Noi lavoriamo sui temi, questa è la partenza. Il sentiment nel centrosinistra è quello di chi ha imboccato la strada giusta, quella della svolta per guidare la regione dopo 30 anni di governo a destra tra Galan e Zaia. Manildo ha gasato e unito gli animi della coalizione. Ora si tratta di correre, mettendo al centro i temi, come ad esempio l'urbanistica. Lo vediamo tutti, il Veneto si può dire che è una casa, un capannone, è un territorio che è stato sventrato da anni di totale mancanza di governo del territorio, con leggi regionali permissive, iperderoganti, che non hanno minimamente tutelato il bene nostro più prezioso, che è la terra. Per cui io penso che mettere al centro questo tema sia fondamentale ed è quello che Giovanni Manildo e la coalizione di centrosinistra vogliono fare. Un altro nodo sono gli 11.000 giovani che nel 2024 sono fuggiti dal Veneto a cercare un futuro migliore. L'indice dei nostri ragazzi che vanno via perché non trovano un terreno fertile in Veneto è significativo del fatto che hanno pensato più alle etichette, alle bandiere e non ai contenuti. Manildo è l'uomo giusto per dare una svolta, per chiudere questa triste pagina di 30 anni di Galan e Zaia che ci lasciano un'eredità in termini anche di consumo del suolo, in termini di buchi ai futuri bilanci. Penso allo Superstrada Pedemontana Veneta, si parla di 5 miliardi di buco tra quello che dovremmo dare al privato e le entrate da pedaggio. Da Piero Fassino, che si candida come portafortuna, quando c'ero io alla guida del PD, dice lui vinse le elezioni a sindaco di Treviso, a Rachele Scarpa c'erano proprio tutti. Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle punta il dito sulla sanità, sugli sprechi della Pedemontana e sulla cementificazione. Perché in Veneto si dice di tutelare l'ambiente, ma negli ultimi 30 anni abbiamo raddoppiato la cementificazione portandola quasi il doppio rispetto alla media nazionale. È ora di dire basta. Nessuna preoccupazione per gli 8 anni lontano dalla politica del candidato Manildo. Grazie al fatto che Giovanni Manildo non è stato nella bolla della politica come qualcuno in consiglio regionale invece spesso fa, è tornato nella vita reale e tornando nella vita reale si riesce ad ascoltare i veri problemi dei cittadini. E ancora politica con la visita lampo questa mattina nel bellunese di Flavio Tosi, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia, il giorno dopo il varo delle storiche modifiche allo statuto del partito a Pedavena, l'incontro con la segreteria provinciale degli Azzurri. Arriva in ritardo rispetto alla tabella di marcia per una serie di code e rallentamenti causati dai cantieri in Valsugane. Quando scende dall'auto Flavio Tosi, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia, non può non segnalare che la risoluzione del tema infrastrutturale nel Veneto, in provincia di Belluno, deve essere questione primaria da portare anche al tavolo dei programmi per le prossime regionali. L'appuntamento con le urne non è ancora stato fissato, 16 o 23 novembre le date più probabili, ma prima nel centrodestra c'è da uscire dalla trattativa in corso a Roma. C'è ancora una riunione la settimana prossima fra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Secondo me non si arriverà alla conclusione perché mentre il centrosinistra ha già il candidato Manildo, perché con tutto rispetto ma perdono, il centrodestra invece vince per certo e quindi la scelta del candidato è poi quello che deve anche vincere. Al tavolo si sa, i nomi sono quelli di Luca De Carlo o di Raffaele Speranzon per Fratelli d'Italia, Alberto Stefani per la Lega e appunto di Flavio Tosi per Forza Italia. La settimana prossima non verrà ancora presa una decisione e si andrà a settembre, quindi si vota a fine novembre, considerando che bisogna trovare un equilibrio fra 6 regioni che vanno al voto, tra il Comune di Venezia che va al voto l'anno dopo, Padova, Verona e Belluno votano l'anno dopo ancora e quindi ci sarà una trattativa che dovrà trovare lo spazio. Preponderante per il partito di Giorgia Meloni che è il primo della coalizione in termini numerici. Ci sarà qualche posto anche per Forza Italia e per la Lega. Speriamo che il Veneto tocchi a noi, però ripeto, anche se non toccasse a noi faremo una bella campagna elettorale e correremo per il candidato che sceglierà la coalizione. Una corsa politica che gli azzurri stanno condividendo con i territori e in questo senso Valletta, la storica modifica dello Statuto di Forza Italia, una riforma voluta dal leader Antonio Tajani che gode del pieno appoggio della famiglia Berlusconi e che amplia il processo democratico di apertura della base del partito già iniziato con i congressi provinciali, comunali e di circoscrizione. Io quando mi sono insediato come coordinatore regionale avevamo 400 tessere in Veneto, oggi ne abbiamo più di 8.000, quindi vuol dire che è un partito in crescita costante, lo dicono anche i numeri elettorali, e con sempre più radicamento sindaci, amministratori locali, amministratori civici, imprenditori.
è un partito che sta tornando a essere quello che era, cioè un punto di riferimento vero, serio, credibile anche per il Veneto. Lavoratori e fisco, l'ultima indagine della CGIA di Mestre analizza il rapporto con le tasse di dipendenti e partite IVA. Il diverso rapporto con le tasse tra partite IVA e lavoratori dipendenti sotto la lente di ingrandimento dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Se le prime devono aprire il portafoglio e pagarle, i secondi subiscono il prelievo direttamente alla fonte. In oltre 9 casi su 10 le tasse e i contributi pagati dalle famiglie dei lavoratori dipendenti del Veneto vengono prelevati alla fonte e trattenuti direttamente dal lordo della busta paga, come IRPEF e contributi previdenziali o inclusi negli acquisti di beni e servizi, come l'IVA, le accise, il canone RAI, l'imposta sulla RC auto, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Secondo il calcolo della CGIA, in Veneto una famiglia media composta da 2 genitori con lavoro dipendente ed un figlio a carico paga poco più di 20.000 euro di tasse all'anno, 19.500 dei quali attraverso trattenute alla fonte o nascoste nei vari acquisti. Pertanto la coppia presa in esame deve estrarre fisicamente dal portafoglio poco meno di 640 euro l'anno di tasse, volo auto e Tari, che ha un'incidenza sul totale praticamente irrisoria al 3,2%. Ben diverso quanto accade per i lavoratori autonomi, che sono chiamati a pagare direttamente gran parte del loro carico fiscale, cosa che determina nel popolo delle partite IVA un'insofferenza nei confronti delle tasse molto superiore a quella manifestata dai dipendenti. E questo lo si avverte soprattutto nel Veneto, che da sempre è una terra di piccoli imprenditori e partite IVA. Di una cosa comunque tutti sono d'accordo: in Italia la pressione fiscale è eccessiva. Se per ottenere una visita specialistica in tempi brevi siamo costretti a rivolgerci alla sanità privata, se in auto siamo sempre in coda a causa delle carenze delle infrastrutture, o se per avere una sentenza dalla giustizia civile dobbiamo attendere mediamente 6 anni, significa che in relazione a quanto paghiamo abbiamo un grave problema di efficienza della macchina pubblica. Certo, prosegue la CGIA, l'evasione fiscale è un grande problema nel nostro paese e va combattuta, ma non basta. Con più soldi a disposizione le cose migliorerebbero senz'altro. Tuttavia, ciò da solo non sarebbe sufficiente. L'IRPEF incide sulle entrate fiscali solo per il 30%, questo vuol dire che sul restante 70% la possibilità di evadere può essere imputata a tutti i contribuenti, che in Veneto sono 3.600.000, dei quali 3.400.000 tra dipendenti e pensionati, 146.000 lavoratori autonomi, altri 191.500 sono percettori di altri redditi, affitti, terreni, eccetera. A livello provinciale l'area che ne conta di più è Verona, seguono Padova e poi Treviso, che con oltre 674.000 contribuenti, di cui oltre 25.000 autonomi, si piazza al terzo posto. Torniamo a parlare degli effetti del maltempo. Si lavora febbrilmente sulle colline dell'Alta Marca colpite dal maltempo di giovedì scorso, e tutti attendono con apprensione la nuova ondata prevista tra domenica notte e lunedì. È uno dei pezzi di sponda finiti nel canale Alla Bella di Follina e che probabilmente ha concorso nell'esondazione di giovedì scorso. Segue con apprensione i lavori il sindaco Paola Carniello, sapendo che lunedì tornerà il maltempo. La situazione è migliorata, sappiamo che comunque tornerà pioggia. Stiamo risolvendo adesso 2 o 3 cose, tipo la caduta del muro nel torrente Vallalte, che con una bomba d'acqua come quella di giovedì provocherebbe proprio un tappo, quindi andrebbe ad allagare tutta quella che è proprio la località di La Bella. Sindaco che sottolinea come questi cambiamenti climatici rendano tutto difficile da prevenire. Da qui l'appello ai residenti in punti delicati del territorio perché si premuniscano di barriere e sacchi di sabbia. Noi ce la mettiamo tutta come amministrazione, bisognerà anche capire se ci sono delle piccole accortezze che i cittadini possono portare avanti loro, quindi magari delle paratie o qualche altro, qualcosa che impedisca l'acqua, perché sappiamo che l'acqua non si ferma. Acqua che esonda è acqua che fa franare le colline UNESCO.
Qui siamo a Farrò e queste sono le conseguenze di un'ora di pioggia torrenziale. Tanta acqua in poco tempo, come ha rilevato a Pedeguarda Bruno Gallonetto, che si è visto franare il giardino sul condominio sottostante. Lei ha un suo pluviometro? Sì, questo qua. L'altro giorno quanta acqua è venuta? Allora, nel giro di pochissimo tempo ho dovuto svuotarlo perché era già a livello di 70 mm d'acqua. 7 centimetri in un'ora, in un mese dove di acqua ne è arrivata davvero tanta. E questo qua mi dà, di tutto il mese di luglio, sono 250 più 75, mi dà 325 mm di acqua nel solo mese di luglio. Oltre 30 centimetri che si sono infiltrati nel terreno provocando questa frana finita fin sotto le finestre dell'abitazione dove vive una giovane coppia. Ma qui la causa deriverebbe anche dall'edificazione del condominio, con un muro di contenimento senza fori di trafilamento che avrebbe provocato un ristagno sotterraneo dell'acqua con queste conseguenze. È da questo esempio che, secondo il sindaco di Follina, deve iniziare una riflessione sulla cementificazione del territorio. Il cambiamento climatico, certe edificazioni, certi permessi adesso non sarebbero più possibili? Ma credo sì, che concordo con lei, il tempo è cambiato e tanti anni fa certe valutazioni non si facevano, adesso con le bombe d'acqua come quella di giovedì bisogna stare attenti. E torniamo a Treviso, un nuovo regolamento per il mercato sarà approvato nel prossimo Consiglio Comunale, via le bancarelle dell'usato e a obbligo e ordine e decoro per le altre. Sentiamo. Novità in arrivo nel mercato bisettimanale del martedì e del sabato in centro. La merce usata sarà vietata e si potrà venderla solo nei mercatini vintage come quello mensile di Borgo Cavour. Altro cambiamento è la richiesta di ordine. Le bancarelle dovranno avere i vestiti piegati ed ordinati. Al bando quindi la merce alla rinfusa e i vestiti gettati uno sopra l'altro e che passano da una mano all'altra. Ma c'è anche a chi piace mettere le mani nelle ceste alla ricerca dell'affare migliore. Onestamente il mercato è pittoresco per questo, perché forse è un po' disordinato. Poi io posso anche condividere l'ordine, la disciplina, il dividere le aree dove sono tutto abbigliamento, tutto cibo, tutto messo. Però onestamente mi viene da dire il mercato è bello perché è così. Il nuovo regolamento comunale verrà proposto e votato nel prossimo Consiglio, proposto anche dal settore attività produttive dopo mesi di sopralluoghi e di confronti con le associazioni di categoria dei commercianti. Qualcuno ci vede anche una forma di razzismo, qualcun altro non vede l'ora che succeda. Ci sarà un bel taglio allora, ci sarà un bel taglio. Posso dirti, tutti devono lavorare, perlomeno se lo stanno guadagnando onestamente, senza fare come si dice, etnie di qua, etnie di là. Non voglio perché perlomeno questi lavorano. Invece c'è gente che magari scalda come si dice, la panchina al parco e si girano le dita. E io li trovo tutti simpatici perché anche se sono di etnie diverse, se li trovo al bar mi pagano anche il caffè, per cui bene. Che poi sì, però dopo anch'io glielo pago a loro naturalmente, sempre un pane imprestato come dico io. Bene, fatto bene, ci vuole, chissà che sia vero che iniziano a fare un po' di ordine al mercato. Troppe bancarelle alla rinfusa, è diventato una casba il mercato di Treviso come tanti altri mercati della marca, ci vuole un po' più ordine, sì, siamo d'accordo su questo. Ci devono essere più controlli, devono essere un po' più severi, sì, certo. Sicuramente commercialmente no, commercialmente non è che vengono a fare danni, però porta confusione, non porta. Il mercato è bello quando è bello ordinato, la gente ha piacere venire in piazza a vedere le bancarelle belle, trovare merce bella, non c'è di tutto su quei banchi un po' in disordine, ecco. La guerra in Palestina e la gravità della situazione della popolazione a Gaza. Dalla comunità cristiana di Treviso un rosario per la pace, quello organizzato per domani sera alle 21 dagli uffici diocesani di pastorale sociale che hanno inviato una lettera a tutti i sacerdoti e prendendo spunto dalla proposta di suonare le campane per rompere il silenzio, la diocesi propone di suonarle per chiamare alla preghiera con la preghiera popolare, il rosario attualizzato
data la situazione che stiamo vivendo, con spunti dalle dichiarazioni di Papa Leone, del patriarca Pizzaballa, del cardinale Zuppi, del rabbino di Bologna da Paz. Domani sera, domenica 27 luglio alle 21, i fedeli sono invitati a pregare sotto il portico della cattedrale di Treviso, in Duomo, a Castelfranco, ma anche in molte altre parrocchie che si stanno organizzando per la recita del Rosario, preceduta appunto dal suono delle campane. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, presentata nei giorni scorsi l'edizione 2025 di Italian Food and Tourism, la manifestazione che promuove l'agroalimentare italiano come motore turistico dell'intera penisola. 69 miliardi di esportazioni, è il nuovo record dell'agroalimentare italiano per il 2024. A certificarlo l'Istat, per un settore in controtendenza rispetto all'export nazionale, che l'anno scorso ha ceduto un frazionale dello 0,4%. È da questo dato in continua crescita negli anni che si basa l'Italian Food and Tourism, che dal 18 al 25 ottobre al Casinò di Venezia continuerà a coniugare i prodotti della cucina italiana con il turismo. È la quinta edizione che facciamo quest'anno. Diamo particolarmente spazio e enfasi a quelle che sono le eccellenze agroalimentari, enogastronomiche e turistiche italiane. Noi abbiamo il mercato quello diciamo medio-piccolo, quindi i piccoli produttori, le piccole eccellenze che hanno bisogno di un riconoscimento del loro valore aggiunto, quindi non solo professionale ma anche economico, e questo glielo può dare solo un mercato ricco. Puntare quindi ad una clientela di alta gamma ma anche a prodotti unici, traino di un turismo in cerca di nuove esperienze. Territorio ed eccellenze prodotte nel micro territorio di appartenenza, per cui credo che se non ci sono questi due elementi insieme, uno dei due è perdente. Prodotti e territori a molti ancora sconosciuti, ma che proprio per questo possono rispondere alle crescenti esigenze turistiche, incrementando il saldo positivo dell'intero settore. Si possono conoscere prodotti di eccellenza, territori fantastici che ci possono ospitare, ci possono dare il lusso nella ristorazione e nel turismo, con prezzi modici, con prezzi da mercato. L'importante è produrre delle eccellenze, ma la cosa più importante è non trascurare l'aspetto nutritivo e salutistico del prodotto. Tutti i temi che saranno trattati nella settimana della Fiat a Venezia, dove a convegni ed incontri su gusto e turismo si alterneranno eventi enogastronomici con prodotti da tutte le regioni, per dimostrare come in fondo i turisti siano sempre conquistati dalla tavola italiana. Torna domani sul Cansiglio la festa dell'Associazione Trevisani nel Mondo, un evento che Antenna 3 trasmetterà in diretta e in streaming, collegando le oltre 100 sezioni sparse in tutto il mondo. Appuntamento alle 10:30. Sì, è un'emozione, tornare nel nostro Veneto è sempre un'emozione, perché noi altri parliamo Veneto perché siamo abituati a parlare Veneto da sempre. 122 sezioni con oltre 8.000 iscritti. Sono questi i numeri dell'Associazione Trevisani nel Mondo, che con il prossimo anno taglierà il traguardo dei 50 anni di attività, che ha seguito nel tempo i cambiamenti delle migrazioni, diventando non solo supporto a chi è andato a catar fortuna, soprattutto nel secondo dopoguerra, ma anche chi oggi lascia il nostro paese per altre opportunità economiche e professionali più gratificanti. E i dati della Fondazione Nord-Est parlano chiaro. Dal 2011 al 2024 sono oltre 11.000 i giovani tra i 18 e i 34 anni che si sono cancellati dalle anagrafi del Triveneto, in gran parte laureati. In particolare nella Marca, dove il 60% degli emigranti, dopo aver studiato negli Atenei, ha deciso di farsi una vita prevalentemente nel Regno Unito o nelle Americhe. A loro guarda il nuovo impegno dell'associazione. Ecco, se questi giovani tra qualche anno ritorneranno, credo che succederà quello che è avvenuto in passato. Riporteranno al loro rientro delle esperienze positive, delle esperienze interessanti che potranno mettere a frutto nella loro terra. Mantenere quindi un legame con chi ha creato, sta mantenendo una piccola marca trevigiana in ogni continente, che puntualmente l'ultima domenica di luglio sfida in Cansiglio, dimostrando fisicamente l'amore per la propria terra d'origine. Domani avremo come ospiti i rappresentanti dell'ultima sezione nata, che celebra domani il primo anniversario, ma è una sezione che non è nata in Italia, è nata in Brasile ed è fatta da discendenti di terza e di seconda generazione degli emigranti storici. Loro sono orgogliosi di essere discendenti di emigranti trevigiani. Il portare avanti quindi i valori
e i principi della trevisanità e delle persone che hanno lasciato la loro terra, per loro è una cosa fondamentale. Ecco perché domani si rinnoverà lo sfilamento degli stendardi delle diverse sezioni, insieme con i laberi dei comuni, della provincia di Treviso e della regione del Veneto, in un legame indissolubile che sono le radici trevisane. Una manifestazione che Antena 3 trasmetterà in diretta dalle 10:30, rinnovando il legame anche con i trevisani sparsi nel mondo, che potranno seguirla in streaming, prima con lo sfilamento, poi con la Santa Messa, nuovamente presieduta dal Vescovo di Vittorio Veneto, dopo quella dello scorso anno celebrata da Monsignor Corrado Pizziolo. Noi abbiamo la consuetudine che ci sia un'alternanza tra il Vescovo di Treviso e il Vescovo di Vittorio Veneto, perché le sezioni della nostra provincia ricadono in 2 diverse diocesi. Quest'anno abbiamo riproposto ancora la diocesi di Vittorio Veneto perché c'è il nuovo Vescovo, e sarà lui appunto che domani, assieme ad altri sacerdoti, che celebrerà la messa. Ed ora lo sport, rugby in casa Benetton continua la preparazione prestagionale con mister McGrath che punta ad una squadra competitiva in ogni settore del campo. C'è entusiasmo in casa Benetton per la nuova stagione sportiva aperta ormai 10 giorni fa alla Ghirada. L'ambiente, rinnovato a livello tecnico, si sta preparando ad affrontare il nuovo impegnativo cammino in campionato e coppa tra certezze e novità. Il nuovo coach Callum McRae si ritiene soddisfatto dell'andamento del prestagione e confida nel suo staff di assoluto livello. Staff nuovi tecnico. Abbiamo allenato in cose più importanti per la squadra questo anno. Pete Wilkins, per esempio, lui è arrivato per trasferire la filosofia chiara per loro, cose fondamentali. Principalmente abbiamo iniziato con gioco generale principi. Anche bentornato per Dewald dopo 6 mesi in America, dove lui ha vinto il campionato là. L'obiettivo primario è tornare a essere competitivi da subito, sia in campionato che in coppa, come messo in chiaro dal tecnico. Prestagioni per me è sempre per creare nuove abitudini. Questo periodo delle prestagioni certamente dobbiamo iniziare con cose per sviluppare la mentalità, pronti per spingere e competere. Mentalità sarà quindi la parola chiave non solo del precampionato ma di tutta la stagione, sia per partire subito forte sia per non rischiare di avere un crollo durante l'anno. La società, sicura di aver costruito un team competitivo in ogni settore, e i tifosi si aspettano una stagione scoppiettante. Ho detto 4-5 settimane fa rispetto una cosa principalmente per creare l'ambienza per competere di più. Questo per me è la cosa fondamentale per spingere in la direzione giusta. Ed ora spazio alle notizie dal Bellunese. Continuano i disagi sulla 51 di Alemagna. Stamattina i comuni di San Vito e Cortina, viste le previsioni meteo e sentita l'ANAS, hanno consigliato agli automobilisti di deviare verso la Val d'Ansiei. Crescono preoccupazione e tensione in tutto il Cadore. La domanda più ricorrente nella nota chat che si regge sulle informazioni di prima mano degli automobilisti è: qual è la situazione dell'Alemagna? Si passa a San Vito è diventato il refrain di questa estate meteorologicamente bizzarra in provincia di Belluno, che si è trasformata in un incubo per i pendolari e per tutto il sistema economico del Cadore. Martedì prossimo il punto della situazione sarà illustrato per la parte di competenza durante il Consiglio provinciale che si riunirà a San Vito di Cadore, mentre c'è attesa per sapere se la prospettiva di lavorare sulla viabilità alternativa in destra Boite è concreta oppure no, e se il governo intende dichiarare lo stato di emergenza, decisione che consentirebbe di avere le risorse necessarie per la realizzazione di una galleria a Paramassi o di una infrastruttura similare per mettere in sicurezza quel tratto di Alemagna. Sul punto a Pedavena ha parlato nelle scorse ore il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Abbiamo un problema, un deficit infrastrutturale ancora oggi in Veneto che deve essere assolutamente colmato, perché
perché per le industrie, per i cittadini, per l'emergenza, non puoi avere la viabilità messa così in Veneto. C'è un problema di allocazione delle risorse e di tempi dei cantieri, ammette Tosi, che torna a criticare aspramente le opere olimpiche. I tempi rispetto alle Olimpiadi sono sballati, nel senso che non si finirà per tempo, e quindi io non do colpa a qualcuno o a qualcun altro. È un dato oggettivo che quei cantieri sono stati gestiti male nella tempistica, perché non finiranno i lavori prima delle Olimpiadi, quindi c'è da farsi il segno della croce quando ci sarà decine di migliaia di visitatori in più che arriveranno. 2, l'allocazione delle risorse, perché 110 milioni per una pista da bob, che serve per le Olimpiadi per carità, ma ci sono 39 campioni, 39 atleti praticanti in Italia, 39, e facciamo una pista da 110 milioni che dopo le Olimpiadi farà alla fine del vecchio impianto Conti Andrea Malora, con tutto quello che serve in provincia di Belluno, perché al di là di Cortina, che serve la viabilità, ma serve viabilità dappertutto, servono infrastrutture dappertutto, con quella cifra potevi fare moltissimo, forse andava pensata diversamente. Il caso della lavoratrice madre cui la SEAM, partecipata pubblica del comune di Cortina, ha negato lo smart working. Dopo la replica della società Stretto Giro arrivano le parole dell'avvocato della dipendente. Una replica durissima, quella dell'avvocato Ivan Borsato, che difende la lavoratrice madre a cui SEAM avrebbe inizialmente negato la possibilità di lavorare da remoto. Una posizione ideologica e retrograda attacca, che ignora le normative europee e trasforma lo smart working in una concessione straordinaria, come fosse un favore da meritarsi. SEAM aveva sostenuto che la dipendente fosse entrata in maternità pochi giorni dopo l'assunzione, ma i documenti raccontano altro. Colloquio a dicembre, assunzione a marzo, maternità a settembre. Un'affermazione falsa, chiarisce l'avvocato giuslavorista Borsato, è facilmente smentibile. Il legale ricostruisce anche i fatti. Il 23 maggio il medico del lavoro consiglia smart working o maternità anticipata per l'eccessivo pendolarismo. La dipendente sceglie di lavorare, chiede formalmente una risposta che arriva solo il 3 giugno con attivazione immediata da remoto. Quindi sì, da un giorno all'altro, senza alcuna attenzione per la sua organizzazione familiare, osserva Borsato. Nessuna risposta inoltre alla convocazione istituzionale con l'ispettorato e la consigliera di parità. SEAM, società interamente partecipata dal comune di Cortina, era l'unico assente, aggiunge l'avvocato. Il punto centrale però è e resta un altro. Parlare di parità di trattamento ignorando le differenze è discriminazione, conclude il legale, e sorprende che una società pubblica penalizzi così una neomamma pronta a lavorare anche in presenza pur di non rinunciare al proprio ruolo. Una querela ancora alle battute iniziali, che promette di riservare altre iniziative se, chiosa l'avvocato Borsato, dovesse permanere questa apodittica e immotivata chiusura al confronto. In vista del picco turistico estivo, i carabinieri forestali intensificano i controlli nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in particolare nella Valle del Misse, Val Cordevole. Vietata l'accensione di fuochi, il campeggio, la balneazione, il torrentismo nelle aree sensibili come i Cadini del Brentone e la Val del Mus. Pattuglie a piedi e in auto vigileranno su comportamenti pericolosi o dannosi per l'ambiente, come l'abbandono di rifiuti e l'uso di mezzi motorizzati su sentieri rurali. I cani, segnalano i carabinieri forestali, devono essere sempre tenuti al guinzaglio. Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni fino a diverse centinaia di euro. Nuovo appuntamento al seminario gregoriano di Belluno per la rassegna trentennale Illustrissimi, ospite il giornalista Donato Bendicenti. Un giornalista e un libro. Donato Bendicenti ha presentato, ospite del seminario gregoriano di Belluno, il suo Al centro della tempesta, di cui colpisce il sottotitolo L'Europa tra ordine mondiale e disordine globale. L'Europa per tanti decenni è stata abituata a essere al centro della storia. Adesso, dopo le molte crisi che hanno attraversato il mondo e anche l'Unione Europea, rischia di trovarsi al centro della tempesta tra nuovi attori che comunque sono forti, sono aggressivi. Alcuni tradizionalmente sono stati sempre alleati dell'Unione Europea, adesso
il rapporto è un po' più complicato, altri come la Cina sono allo stesso tempo dei mercati di sbocco necessari e degli investitori importanti e dei competitori. Temi quanto difficili, quelli contenuti nel suo libro, per calarli in una realtà di provincia come quella di Belluno. Ho scritto questo libro perché potesse, anche se non soprattutto, essere uno strumento di dibattito sui territori, perché l'Europa sembra molto lontana, spesso la diamo per scontata, perché siamo cresciuti, le nostre generazioni, la generazione dei nostri figli, sono cresciuti abituandosi all'idea che l'Europa fosse una cosa dovuta e che i vantaggi che l'Unione Europea ha arrecato fossero in qualche modo senza tempo e senza limite. E quindi la provincia, come le città, è un luogo importantissimo per cercare di trovare qualche spunto di dialogo e di riflessione. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Arrivederci.